come quel ragazzo di oggi, non ti toglieva gli occhi da addosso. Ma già ci godeva a vedermelo tutta la mattina senza cucco. Oh, che facciamo? Passiamo da qui? Proviamo. Dai. Andiamo. Che vergogna. Cuccate? No. Dai, passiamo da qua allora. Me ne frego, sì, dai. Scusi signora, non è che ci possiamo mettere qui? Certo che potete. Quando siamo arrivate, alle 9, in spiaggia c'erano solo mamme con bambini. Maschi non ce n'erano. Perché i maschi si svegliano tardi. Siete qui da sole? Sì. Luna, senti, io vado. Io e Luna di solito in spiaggia giochiamo a briscola e non parliamo coi maschi. I maschi manco ci cercano. Loro cercano le tette e io e Luna ancora non le abbiamo. Anche se Alex dice che io ho 2 boccioli bellissimi. Lo so che lo dice solo per chi mi vuole bene, ma non c'è nulla né da vedere né da nascondere. Ma io preferisco il costume olimpionico, perché è come una corazza da guerriera. E poi quando sono gasata con lo speedo nuoto meglio. Quando nuoto dimentico casa, quartiere, futuro, mio babbo, il mondo. Mi dimentico di tutto. Dovevo nascere pesce. Mi piace guizzare sotto il pelo dell'acqua e uscire ogni tanto a respirare e guardare il sole. Mi piace sentire i piedi che si allargano come mani per spingermi. E quando il mare è come oggi, piatto, mi piace ascoltare il rumore del mio respiro. Forse era simpatico. Chi? Questi 3 euro. Non sai cosa mi ha detto Mandarina? Che come si prende la casa Mulino Beccio mi porta a vivere con lei. E come fa? Così. Guarda che c'è. Che finta di niente. Dai, sediamoci nella panchina. Ma se non c'è nessuno? Dai, cazzo, siediti. La signora l'avrà già fatta fuori. Secondo te si è mangiato anche il bambino? No, sei già diventato un frullato. Dai, stavo scherzando. Ciao. €10 a testa se leccate un altro gelatino che vi do io. 30 euro o niente. Va bene? Allora dammi i soldi. Chi vuole cominciare? Tiralo fuori. Qui. Tanto non c'è nessuno. E poi puoi sempre dire che te lo sei fatto ciucciare davanti al palazzo di giustizia. Tienimelo. Sei sicuro? Allora apriti la breghetta. Tutti vogliono andare in bagno a casa mia, perché è l'unico posto dove puoi stare davvero tranquillo e in santa pace. Qualcuno? Mi aprite che mi sto facendo la pipì addosso! Babbo, mi apri che mi sto facendo la pipì addosso! Mia sorella Luisella si è svegliata proprio in quel momento. Mamma,
Mamma mi apri che mi sto mangiando addosso. Babbo, ti prego, apri. Apri. Apri che si è fatta la pipì addosso. Apri. Oh! Ma Teresa, ma che dire? Ma sta buona sta andare in saluna con il coso in mano. Ma la gabbiamo a così noi, eh? E te, non è una giornata? Non vai, prendi. Mi roi. E stai attento che c'è la pipì per terra! Ah, perché non mi fate entrare? Isella, vieni qua. Mettiti lì. E poi ti lavo. Lì. Mamma, ma ne manca uno. Non ne manca uno. Sì, mamma, ne manca uno. Babbo non ce l'ha avuto il coraggio di finirsi la sega senza porta. E ha guardato la fine dello spogliarello in cucina. Che faccio? Suona, dai. Non ti stai mica vergognando. Suoni tu. Quando diventi cantante. Non suona. Suona con la mano. Ciao. Ciao. Cos'hai? Niente, un po' così. È stato mio fratello. Ti ha picchiato? No, non stavolta. Cosa c'ha? Non lo so. Perché non gli dici la verità? Che loro sono tue amiche più di quella blatta? Falla entrare. Chi è la blatta? Katia, andiamocene via. No, adesso me lo deve dire. E va bene, ma vedo che siete mie amiche, ve lo dico. Su, entrate. Di qua. Sicura? Sì. Perché non faccio da non estronato? Mi sa che c'è ragione tuo fratello. Possiamo? Sì, entrate pure. E vabbè. La cosa è questa. In pratica, io mi sono dichiarato a Samantha Cordularis. E questa è la risposta. Mi ha detto che non si vuole mettere con me perché sono troppo piccola per lei. Fammi leggere. No, sono affari miei. E comunque mi ha detto anche che non vuole mettersi con me perché vuole stare vergine fino al matrimonio. Perché stasera non vai al campo, poi vedi che sport fa Samantha. Magari ti dice anche di sì. Cosa? Mi dirà di sì. Sì, tranquillo. Mi dirà di sì. Sì, però tu le devi dire, Samantha, se non mi fai una sega, Caterina, la sorella di Tonio, dice tutto tuo babbo. Aspetta. Cosa le devo dire? Non ho capito cosa le devo dire. Che se non ti fa una sega, dici tutto a suo babbo di quello che ha fatto con Tonio e Fisino. Ma devo andare al campo. Non è che stai proprio scempio. È stronzo, io che me lo volevo anche sposare. Oh, ma non dovevamo dirle che Tonio lo voleva sparare. Mi dà futto. Peggio per lui. Ci prendiamo un gelato? Se devo dire la verità, non sono proprio tranquilla. Dentro di me penso che traditore o non traditore, non va bene morire a 13 anni. E mi sento infame e pezza e merda per non averlo avvertito. Anche se lui con me è stato proprio stronzo. Io non voglio diventare come lei. Se proprio devo cantare qui a Cagliari, canto in via Carlo Felice il giorno di Anno Nuovo. Almeno esco anche in televisione. A un certo punto, Luna si è rotta di silenzio. Adesso corro senza guardare. Katia, guarda, non guarda. Ma cosa stai facendo? Non guarda. Prima di partire senza guardare, Luna aveva deciso dove voleva arrivare. Non guarda. Ma cosa fai, Cristina? Cosa fai, Cristina? Cos'era per far ridere una mia amica? Cretine! Dai, corri, Luna!
Per questo mi piace Luna. Aspettami! Sa sempre come prendermi. Senti, anche se tanto io glielo devo dire. Andiamo da Gigi. Vabbè. Ma le bambine dove sono? Con mamma, ora lasciami Tata, che tocca a me. aspettami. Ma vedi, tu pure ci sei. Tra 20 anni non ricorderai nemmeno di essere stata così in basso. Se te lo racconteranno crederai di Carol Falks. Fate in fretta. Ma questa bella signorina me la Le legge. cose che ha detto la coca per mandarina mi sembravano buone. Lei è ancora bella e giovane. Guarda lì l'ammarato tuo. Hai ragione dicendo che è tonto. Tonto come te. Sei stronzo. Dove sei non ti amano e hanno ragione. Dove andrai non ti ameranno e non ti odieranno neppure. E sarà meglio. Signorina, signorina. Dai. Oh, cose belle, eh? Hai meritato molto penando per un imbecille. E raccoglierai più di quanto meriti quando lui morirà. Ah, Oddio. e il gatto dov'è? L'ho dato al ragazzo del muro. Dammelo. Tu sei Gigi. E Caterina dov'è? Lei è Samantha. Chissà cosa le sta dicendo. A me fa paura quella stria. Vatti a mettere al muro. E non ti muovere. Andate, state indietro. Cosa volete vedere ancora?